Vediamo chi viene questa sera nel mio studio. Vado il prossimo. Bravo Mastrolito. Aspetta, io non ti sento, immagina loro. Dottor, sto male, buonasera. Buonasera, mi dica. Dottor, c'ha La diarrea? Sì, dottor, che posso fare? No, non ho sentito che c'ha già la mosca di là. Dottor, che posso fare? La diarrea? Hai provato con il limone? Sì, dottor, questo, quando volevo ne esce tanta. Quando volevo ne esce tanta. Non capito, quando Volevo ne esce tanta. Quando lo levo me ne esce tanto. Quando dormo. Non so, che cosa? Io sono il limone. Ah, non te lo bevi tutta la mattina. Ma te ne puoi andare! Ti vai a fare dall'altra parte, schifezzo con il limone. Lo devi bene il limone. Avanti il prossimo. Buongiorno. No, pure voi c'è il problema perché dovete gridare che qua io non sento, io sono sordo. C'è un problema. È qua. Adesso non mi consiglio. Avanti il prossimo. Sì, ma perché Jacopo fa gridare che non si sente niente? Non ti sento! C'ho un problema! C'è un po' di vergogna, ma si lei si deve vergognare solamente di esistere. C'ho un 25 anni. Non ho capito niente. Ce l'ho piccolo, sono 25 anni. Non avete capito? Sono 25 anni. Ce l'ha piccolo come un bambino di 5 anni. Come così? No, così. Quando arriva papà? Quando il prossimo e fateli gridare. No. Non sento! Ho un dolore fortissimo al petto. Dove? Qua? Allo sterno? All'interno! Lo sterno. Avanti il prossimo. Buonasera. Posso mettere sotto questo dente giallo? Chi me lo dica di nuovo? Cosa? Posso mettere sotto questo dente giallo? No, quella cravatta marrone. Veramente fa bandana. Gente gialla, quella cravatta marrone. Avanti il prossimo. Permesso! Sono Luca Reni, mi chiama. Luca di nome, Reni di cognome. No, che faccio Reni, perché io faccio un po' di questo problema di meteorismo, che è proprio i meteoriti che partono in continuazione, però in realtà non funziona, non funziona. Però io dico questa cosa, perché io ogni 3 secondi faccio questo meteorito? Io dico a mia moglie, cucini per esempio a pranzo, lei mi fa pasta e faccio di però già dico le meteoriti mi fai pure, però non funziona, insomma io continuo la mattina, faccio colazione in cornetto, mi mangio il cornetto, cappuccino, cornetto, cappuccino, cornetto, il cappuccino, anzi no, bevo cappuccino, mangio il cornetto, già, mentre mangio, prendo bene, sempre, faccio questi metodi, però non funziona, e allora poi continuo la sera, per esempio, anche quando cammino in mezzo alla strada, le persone sentono questo rumore, che è solo un rumore un po' fastidioso, però non funzionano, e insomma io questa cosa mi dà fastidio, che tutti quanti mi dicono, quello che fa, il rumore lo sentono, però non funziona, e allora io dico, è possibile, c'è un rimedio, che devo fare, mi devo operare, al naso si deve operare, al naso!
Cristina, io non faccio i sanni, faccio scorrere. Ancora! Già c'è l'aria iniziata. Vado in prossimo. Dottore, aiuto, dottore, aiuto, dottore, aiuto, dottore, aiuto. Vado in prossimo. Di prossimo. Buonasera dottori. Dottori! Ma andiamo, posso fare il bagno? La diarrea per fare il bagno, guarda, se riempie la vasca può fare pure tu. Vado il prossimo. Perché guardate là? Dottore, mi sento un po' omosessuale. No, dillo bene e grida più forte che puoi. Ridillo bene, gridando. Dottore, mi sento un po' omosessuale. Sessuale. Cosa devo fare? Cosa devi fare? Mi faccia, mi sciocco! L'ha fatto qui. C'è un altro così. Avanti il prossimo. Mesco. Dove portare il presente? Salve dottore! Tu sei il dottor Tiziano Ferro? Panini? Sì, ho portato i panini, quelli di sono la dottore! Visto che problemi che mi è successo? Sono ingrassato, sempre che sono jeans. Sempre che sono jeans. Non lo so, ma non è sempre come una donna in jeans. Non mi sembra una bella cosa. Mi sono dottore, io prima facevo il fotomodello, ero bello, snello, non c'avevo questa cosa qua, purtroppo, insomma, non è una cosa. Non mi guardi del partito. Allora, insomma, mi hanno detto, vai dal dottor Tiziano Ferro, che sei tu. Tiziano Ferro, ma va bene. Ha detto, vai dal dottor Tiziano Ferro, che va bene, che ti fa passare questa cosa della pancia, che io ho fatto la dieta dissociata, la dieta confiscata, la dieta associata e dissociata, la dieta subacquea, tutto l'ha fatto, niente. Non serve niente di tutto ciò. Qua serve solamente una dieta, sembra così. Sta per uscire, no, quella è la rete che ho mangiato, la rete. Allora guardi, lei è venuta nel momento giusto, al posto giusto. Io adesso le do un rimedio e lei imbatter doppio. No, senso metaforico. Metaforico. Metà. Non riesco a fare metà, dottore. Può essere più. È un esempio! Allora, lei in pochissimo tempo. È un esempio. Beh, oh, guardiamo qui, me la riesco a toccare, vedi, si sposta. Se guarda in giro, no, lo fare. Siamo l'esorcista. Guarda, l'esorcista. Come dicevo, al momento giusto, al posto giusto, perché io adesso le prescrivo una cosina facile. Lei se mi segue, se segue i miei consigli, quello che io adesso le andrò a dire, lei in 2 secondi entrerà di nuovo avanti. Sì, 2 secondi. Allora ascolti, lei adesso va a casa, andando a casa passa dalla farmacia ed entri di scusi mistero con la farmacia che mi ha prescritto il dottor Tiziano Ferro. La farmacia mi fate avere la suppostina che è piccola così. Che mi sono perso nel tragitto, no? Ma mi sono andato alla farmacia, la così che se il dottor Tiziano Ferro è piccola così. Qua mi sono perso nella dimensione che è piccola così. Una suppostina piccola così. Allora che il dottor Tiziano Ferro con lei inserisca questa suppostina piccola così nella posta della cassettiera. Non le fanno aprire, no? Nemmeno è possibile, solo a volte la devo mettere nella volta che inserito, da quel momento
No, non vuoi. Ah, no, devo mettere ancora sul postino. Vabbè, qui metto sul postino e il gioco è fatto. Allora, sta attenta ai piedi, però tieni i piedi giù, ora. Però. Stai seduta per bene, vai. Via orale. Vieni indietro seduta, vieni. Tutto quello che le mangiano deve Poggiati indietro, vieni indietro. Hanno capito? Vieni indietro, Viola. Poggiati giù dietro in fondo, dove sono io, vieni. Va bene, inserisce, cioè questo in poi tutto quello che mangi può mangiare tutto, la inserisca po'. Ah, prende il primo, po', vuole il secondo, vuole mangiare il secondo, po', vuole l'antipasto, po', vuole la frutta, che mi sta passando? Diciamo la sul postino l'antipasto, poi a volte che hai mangiato tutto, questa sparisce, però devo fare po', solo questo no. Vabbè, dopo di fare. Vabbè, allora io vado, prendila sul postino, inserisca tutto, mi faccio sapere, non la pago, no, se funziona, po', funzionerà, vediamo. Salve dottore, io ho un problema e sono cleptomane. Che cosa posso prendere? Qui niente. Questo è già dato. Hai visto babbo? Anni prossimo. Dottore! Dottor Ferro! No, Ferro! No, c'è un grande dottor Ferro, guarda! No! No! È sparito la pancia! Ho fatto anche un biglietto! Non è la farmacia! La farmacista dove la giù così, diciamo per quella piccola, così! Quella non ha! È inserita? Lo inserito, fatto un po'! Devo mangiare! Sono alla casa di una moglie! Moglie, cugini, posso mangiare quelli che voglio! Però no! Lo fa! Che si fa sugli spaghetti? No, fai spaghetti! Fatta a pezzettini! Spaghettini! Popò! Non danno niente! Fammi il cannello! Il cannello, popò! Sono buonissimi, dottor! Il cannello, popò! Poi c'è un po' la salsiccia! La pezzettina, ho fatto una zambita! Popò! Ho mangiato 4, 5, 6, 8 carni! È venuto il capitano 5. Fatti passeggeri. Giù coi piedi. Viola, sta attento ai piedi. Ma proprio guarda, poi stanno le ciliegine, no, qui ciliegine, dopo la bagna ci voleva una guida. Quattro fettine, da lì, adera, poi mangiate il dolce e il dolce, profiterò, non niente, poi adesso, cannone, si dà la verità, tutte. Che stai fermo? No, vabbè, ho mangiato tutte queste cose, no? Ferma, sto facendo il film. Continua a saltare? Oh, perché continua a saltare? Sto masticando in giugno! Vai l'applauso, vai Viola, vai l'applauso. Non fai il palancino, vedete? No! Se ne va, vedete? Non lo vedo, non c'è vedo, non lo devo farci uno sciugliare. Il palancino, con voi! Avanti. Buonasera dottori. Ha mangiato pesato. Mi dica. Senta dottori, ma le scoregge pesano? Scorregge, sono leggerissime. E allora mi sono cagato subito. L'anno prossimo. Oh, ora bello. No, il cane. E che ci ha messo sopra?
già messo sopra. No, niente, mi piace così. Visto che bravi. Mica io vado. Dottore! Dottore, aiuto! Dottore! Ma è vero quel cane? Sì. È vero quel cane? Guarda bello. È lui, esatto. L'anno prossimo. Allora, sarà babbo. Allora, io avrei un piccolo problema. Mi dica. Dovrei uscire stasera con 3 brasiliane. Quella Madonna, 3 brasiliani. Andate insieme e poi... Lo faccio vedere a tutti. Non lo faccio vedere a tutti. Cosa ha fatto? Mi dica. E allora vorrei magari Un aiuto? un aiutino. Le 3 brasiliane? Basterebbe. Non ce la fa da solo? La prima sì, la seconda un aiutino, la terza... Allora faccio così, le do un aiutino, va bene? È vero. La pillolina dei puffi. È vero. Io voglio. Questa pillolina che beve l'acqua e vedrà le persona che si è messa un- fanno la samba. Dottore, grazie. Faccia sapere come va, la prossima volta mi chiami. Grazie, dottore. La tre brasiliane uscire, capito? Vorrei che mio marito tornasse il tono di una volta. Cosa ho detto? Che lei vorrebbe che suo marito tornasse il tono di una volta e allora si spogli. Perché? Iniziamo dalle corna. Capito quella? No, sono sbagliato. Il prossimo. Messo? Io ho perso ieri. Buonasera, dottore. Ah, il brasiliano, mi ricordo. Allora, mi dica. C'è una pomata per le mani. Cosa ho Lei vuole detto? una pomata per le mani? Una pomata per le mani. Perché? Non sono venute le brasiliane. Voglio babbo. Ora viene tra un po'. Uomo intelligente. Nessuno rimane sul serio, manco il capo. Nessuno rimane sul serio, manco il capo. Ma sta scherzando?
che arriva il tuo babbo, va bene. Guardarsene la spazzatura. Come mai mi faccio la Bibbia addosso? Ma il continente? Anche i sardelli. Non succede più niente, avanti prossimo. Dottore, ho un problema. Mio figlio è sempre molto tutto il detersivo per lavare i piatti. Svelto? No, piano piano. Avanti prossimo. Dottore, aiuto! Dottore! Ah, finalmente si è fermata, signor. Mi dica qual è il suo problema che continua a girare? Si ricorda la spirale che mi aveva messo? La deve accorciare! Proprio una vita da cane. Ah, vero? Ho finito le fiamme, il babbo. Penso di sì. Funziona. Ciao. Ma che sto facendo un video? Perché Mi prendo io. lei vede? Non si capisce niente, questo è Vanessa. Mangiamoci su. Non si capisce niente, ci sono le femmine. Non problemi, femmine. Avanti prossimo, femmine. Dottore, voglio gli altri fiori, cosa devo fare? Faccio spiegare. È grave, eh? Ah? È grave. Entri. Voglio gli altri fiori, dico. È grave. È grave. Ma lei non si deve preoccupare, lei mangia. Quando io ero piccolo, ho ingoiato una puntina dei giradischi e non mi è mai successo niente. Non mi è mai successo niente. Non mi è mai successo niente. Al prossimo. Guarda eleganza. Dica, urli. Ma perché quando faccio l'amore sento sempre dei fischi? Che se vuole sentire gli applausi, no? Eccolo. Avanti prossimo. Buonasera. Salve. Buonasera. Dal cavallo morso. Dottore, ho un problema. Mi dica. Ogni mattina alle 6, sabato, domenica, vado di corpo. Non è un problema. Che problema c'è? Anzi, cioè lei deve ringraziare che ogni mattina allo stesso orario, puntuale, preciso, lei va a scuola. Ma non è un problema, ma sai quanta gente va all'ennesima volta che si dice che c'è problemi? Magari tutti quanti la mattina in quell'ora, dare preciso l'orario, andassero tutti al bar, sarebbe un... Dottore, mi sveglio alle 8. No, guarda. Ho Il babbo dopo ti presenta. Questo non si capisce. Questo già si fa fatica da sentire. Silenzio per favore. Dottore, c'è un problema. Ho capito? Mia moglie non ha più voglia di fare l'amore. Mia moglie non ha più voglia di fare l'amore. Vuole di fare amore? Non si preoccupi, ce l'ha. Ce l'ha?
parte l'ascensore. Dottore! Non c'è nessuno! Guarda che sono venuto. Meno male che sono venuto. Vado il prossimo! Vado il prossimo! Prossimo! Che succede? Ma perché c'è il gruppo di analfabeti? Non si capisce! Che non mi è in notte! Non si capisce! Non l'ha capito neanche lui la parola! Allora un tipo arriva, cade e il dottore dice quindi è bravo. adesso posso arrivare. Già scacciato la manina. Vado il prossimo. Arrivo dottore, arrivo. Contiamo un po' di tiri. Vediamo se ci sono tutti. Ecco, guarda faccio una creata. Aiuto. Non ricordarti mai di questa cosa. Cade, mordilo. Dottore, ma che bel cane che ha! Cos'è un alagro? No, non mi piace l'alagro. Non vedi un bassotto? No, non è un bassotto, è un bel cane. Ciao, come ti chiami? Come ti chiami? Ma sei bellissimo! Davvero sei bellissimo! Ah, ma tu fai il veterinario? Cosa fai tu? Ah, vai. Dottore, ma è suo? È mio. Complimenti. Dottore, io sto male, mi deve curare. Mi deve curare. E il cane, come facciamo il cane? Lo lasci io. Lo lasci io, stai tranquillo. Allora, stai qua, più buono. Si agiterà, devo visitare questo tipo qua. Va bene? Non ti preoccupare, non ti fa niente. C'è un dog sitter? Io! Dottore, io non sto bene di cui sono una paziente. Lei mi chiama Teresa. Le ho portato una sorpresa. Non voglio vedere come l'ha messa la sorpresa. No, non voglio indovinare nulla. Dottore, sto male! Potrei morire da un momento all'altro. Magari. Che dottore è? Allora, venga qui. Io, siccome ho capito già. Ma lei dottore Zero Ferro? Sì, mi ha detto prima. Mi piace il ferro. Mi piace come lei. Ho capito, mi fa lavorare, che già ho un problema un po' con casa. Se lei fa il veterinario, vuole fare faccio insieme. Non è colpa mia. Ma che io lavoro insieme? Questi sudisti, allora, al sud fanno tutte queste cose. Allora, ascolti, siccome io ho capito dove c'ha lei il problema, che sicuramente ce l'ha dietro. Bravo, si vede che lei è perspicace. Bravo, dottore. C'è una certa esperienza. Bravissimo. Allora, si metta qui così la visito. Ma come bravo lei, dottore, a mettersi così? Posso fare io? No, dove? Vada lì, fa la pazienza. Vada lì. Lo mette così? Sì. Tu vieni da quest'altra parte. Tocca il cane. Vai da qui. Venga bene così, dottore? No, però deve stare aperto, che è pericoloso. Guarda, mi ricordo quando vado in palestra faccio tutti. Ma qua stiamo per visitare un genere di frutta. Anche la bicicletta. Non mi dica che sta masticando il cibo. No. Aspettate. Se qualcuno sta facendo un video, c'è il mio cane che mi guarda per allora, siccome devo visitarla, dottore di gusto male! Deve stare fermo! 118, per favore, c'è un dottore che mi molestia! Mi fa fare i glutini! Sono allergica ai glutini! È buono, la figlia ti fa lo show? Ah, sì, la figlia! Ho capito ora la battuta, è buono!
Renato Zero era più su. Ah, lei più giù? Sì, lei è anche ignorante in materia. Che se mi metto dietro mi spacca. Faccio anche l'acqua a Gito. Sta fermo! Sta ferma, come la devo chiamare? Si è fermo.